Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, anche oggi in nostra compagnia fino alle 13:30 per raccontarvi i fatti principali accaduti nelle ultime ore nella nostra regione. Come sempre c'è la cronaca in primo piano, gli aggiornamenti che ci racconteranno i nostri inviati sul posto e allora iniziamo con quanto raccontato ieri nei nostri telegiornali. L'omicidio di Sandra Casagrande, uccisa nella sua pasticceria di Roncade con 22 coltellate nel 1991. Ebbene, c'è stata una svolta davvero incredibile nelle indagini. Il presunto killer sarebbe un 57enne del posto, Paolo Gorghetto, all'epoca dei fatti 22 anni. E allora andiamo in diretta con Christian Arboit insieme a Tommaso Migot per tutti gli aggiornamenti e anche per raccogliere le reazioni, le voci su questa svolta nelle indagini dal 1991. Buongiorno Christian. Buongiorno Francesca, siamo in via Cendon a Silea, a pochi passi dalla casa di Paolo Gorghetto. Abbiamo parlato poco fa con uno dei figli, ma appunto la linea è quella del silenzio in questo momento qui in via Cendon. C'è anche una certa tensione, come comprensibile che sia. Allora io direi al momento di ripercorrere la vicenda e come mai si è arrivati a Paolo Gorghetto. Questo è il servizio. Un profilo genetico a cui adesso è stato dato un nome per l'omicidio della 44enne Sandra Casagrande, assassinata la sera del 29 gennaio del 1991 all'interno della pasticceria Due Torri di Roncade. La Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati un 57enne originario di San Cipriano, Paolo Gorghetto, poco più che ventenne all'epoca dei fatti. A lui gli inquirenti sono arrivati non attraverso una delle tante piste seguite negli anni, ma grazie alla banca dati nazionale del DNA. Abbiamo identificato un soggetto il cui DNA corrisponde a quello repertato all'epoca dei fatti e sul quale la magistratura adesso ha chiaramente delegato degli approfondimenti investigativi e abbiamo provveduto a prelevare il suo DNA per fare un ulteriore confronto al RIS di Parma. Un ignoto che fino a pochi mesi fa non era neppure stato sfiorato dal lungo iter della vicenda, ma il cui profilo genetico è risultato compatibile con quello di un individuo sconosciuto, ricavato dalle tracce organiche repertate all'epoca all'interno della pasticceria e sulle banconote macchiate dal sangue di Sandra recuperate nel self-service di un distributore di benzina di Roncade, dove secondo gli investigatori l'assassino quella sera si era fermato a fare carburante. Profilo finito appunto nella banca dati, dove poco tempo fa è stato inserito anche quello di Gorghetto. Recentemente questo profilo ha matchato con quello del soggetto che era stato arrestato per un altro delitto. Da lì le indagini serrate condotte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di concerto con l'aliquota della sezione di PG della Procura trevigiana. L'ipotesi è che quella sera il killer abbia visto la porta aperta, la luce accesa in pasticceria, sia entrato. Cosa volesse non è chiaro, ci sia stato un litigio e il violento epilogo. Niente telecamere all'epoca della morte della Casagrande, niente celle telefoniche, nessun collegamento diretto tra vittima e indagato, che tuttavia compie un reato, nulla di altrettanto grave, ma viene arrestato e il suo DNA schedato. L'incrocio dei dati porta improvvisamente a lui. Di fronte agli inquirenti che gli hanno chiesto conto del fatto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al RIS è affidato il compito di una seconda, approfondita verifica del DNA, ma già ora gli inquirenti parlano di svolta importantissima, consentita dalle moderne tecniche di indagine genetica. Ecco, questa è la ricostruzione, queste le motivazioni che hanno portato di fatto gli inquirenti qui a Silea in via Cendon a bussare alla porta quindi di Paolo Gorghetto, 57 anni. Noi al momento non siamo in grado di dirvi
dove si trovi il 57enne. Quello che ti posso dire per l'appunto, Francesca, è che abbiamo parlato per 2 volte con uno dei figli che nella seconda occasione ci ha detto: io non ero nemmeno nato, non so di che cosa stiate parlando, e poi ieri sera ero con mio padre, ma non abbiamo fatto nessun riferimento a queste evoluzioni, a questi aggiornamenti, quindi c'è poca voglia di parlare, c'è anche una certa tensione, c'è anche incredulità, sconcerto tra i vicini di casa. Durante il servizio abbiamo parlato con un vicino di casa molto velocemente e appunto ci ha raccontato di un uomo normalissimo. Abbiamo intercettato anche una donna che poco fa portava una borsa, ha portato una borsa proprio davanti il pianerottolo dell'abitazione di Gorghetto. Ma ora ripercorriamo quella vicenda, ritorniamo a quel maledetto 29 gennaio del 1991. Stordita con una bottigliata in testa, in bocca un pezzo di tessuto, un reggitende per non farla gridare, 22 coltellate tra il collo e lo sterno, una delle quali inferta con così tanta violenza da spezzare la lama rimasta conficcata nel petto, il seno nudo coperto infine con una vestaglia, il pavimento parzialmente ripulito dal sangue con il maglione della vittima poi ritrovato su una panchina. È questa la scena che si presenta la sera del 29 gennaio 1991 ai primi che entrano nella pasticceria di via Roma a Roncade, dove Sandra Casagrande, 44 anni, giace ormai senza vita. Nel negozio sopra il quale la donna, vedova da 11 anni dopo il suicidio del marito Luciano Vio, abita, un vassoio di paste che stava preparando. Chi e perché abbia riversato quel martedì la propria furia cieca sulla 44enne non è stato dato finora di sapere. Spigliata, avvenente, subito si fa strada la pista passionale. La lista è di una decina di sospettati tra le province di Treviso e Venezia. Perquisizioni, acquisizione di testimonianze, un clima ostile e omertoso, così lo descrive l'ex procuratore di Treviso Antonio Foiadelli. Sospettato ma mai formalmente indagato l'allora maresciallo dei carabinieri Giuseppe Gentile, morto nel 2021, mentre accertamenti formali vengono svolti nei confronti di un impiegato comunale e di un commerciante. Finisce con delle archiviazioni, il responsabile rimane senza nome. Nel 2009 la procura di Treviso riapre il caso. Da 3 banconote da 10.000 lire macchiate di sangue rinvenute nel distributore di benzina self-service di Biancade di Roncade, dove l'assassino si è fermato a fare benzina, ci sono il DNA di Sandra e tracce organiche di un altro soggetto. L'esame genetico scagiona tutti quelli che fin lì sono stati sospettati. A gennaio 2010, alla trasmissione Chi l'ha visto, una telefonata anonima accusa un uomo in divisa molto influente che la sera del delitto era in pasticceria con le tante persone accorse sul luogo dell'omicidio. L'attenzione torna sull'ex comandante Gentile, ma per l'allora procuratore Michele Dalla Costa non ci sono elementi tali da riavviare le indagini. Ora, a distanza di 35 anni, la vera svolta, gli inquirenti hanno in mano un DNA che coincide con quello collegato al delitto e quel DNA ora ha un'identità. Ecco quindi la svolta, una svolta investigativa definita importante, importantissima dagli stessi inquirenti. Scusa Francesca, mi scuso con i telespettatori a casa se distolgo ogni tanto lo sguardo dalla telecamera, ma è chiaramente una situazione in evoluzione. Stiamo aspettando il ritorno a casa di Gorghetto, a meno che non sia già dentro casa. Noi stiamo qui e stiamo ovviamente in attesa di evoluzioni, siamo in attesa di capire se per caso il diretto interessato ci volesse dire qualcosa. Ieri a botta calda, non appena è uscita la notizia, trapelata la notizia, ha detto mi difenderò come un leone, dimostrerò la mia innocenza. Tra l'altro poi devo anche smentire una voce che era circolata
qualche ora fa non c'è stato nessun prelievo da parte delle forze dell'ordine. Pare che questa mattina appunto qui in via Cendon si sia vista una pattuglia dei carabinieri, ma per l'appunto non abbiamo conferme ufficiali. Allora facciamo così, in attesa di darvi ulteriori dettagli, ulteriori delucidazioni, mentre continuano a entrare delle auto qui nella zona di via Cendon, ritorniamo a Roncade che dopo 35 anni ripiomba nell'incubo. E poi con Tommaso Migot ti restituisco la linea. La luce accesa, la porta aperta della pasticceria, i ricordi vanno a quel 29 gennaio 1991, a passare nel cuore di Roncade un giovane che stava andando a casa della fidanzata. Sono passato davanti, penso sulle 8:30, 8:30, era aperto normalmente, non ho visto niente ovviamente. Poi ritornando sul tardi era successo già tutto. Lei conosceva la pasticcera? Beh sì, ero bambino, ero già grande, ma la conoscevo da quando ero bambino, c'era la pasticceria qui. Quel giorno, ci racconta, c'era poca gente in giro, ricordi che tornano vivi nella mente di chi li ha vissuti. Ora, dopo tanti anni, il presunto killer ha un nome, 57 anni oggi, allora era un giovane. Sto ripensando a quanto giovane era allora, quando allora tutti quanti in rumors eccetera eccetera si rivolgevano a una persona ben più avanti con l'età. Infatti non riesco proprio a capirlo questo mi stupisce molto. La pasticceria non c'è più, qui ora c'è una banca, ma accanto è rimasto un barbiere locale che c'era anche allora. Mio zio aveva il negozio qui e adesso ce l'ho io. Cosa ti ricordi di quei giorni? Cioè, io ero molto giovane, però mi ricordo tutto il clamore del periodo, una cosa molto inedita per Roncade. Un delitto terribile, efferrato. La famiglia di Sandra Casagrande non ha mai smesso di lottare e cercare giustizia. Ora la svolta, dopo 30 anni, inattesa ma sperata, spiega senza mezzi termini l'ex sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli. Il delitto in sé è già qualcosa di orribile, ma quel femminicidio è stato compiuto anche con una crudeltà ed una cattiveria tale che non può rimanere impunito. È un segnale importante e continua, le indagini faranno il loro corso e si capirà anche se questa persona sia stata o meno aiutata da qualcuno in questi anni. Non pensino mai gli assassini di farla franca, non esiste il delitto perfetto, esiste il delitto per cui non si è potuto capire chi è stato o non si è potuto accertare o non si è potuto condannare, ma non esiste il delitto che possa passare impunito ed è giusto anche a distanza di tempo che chi l'ha compiuto venga assicurato alla giustizia. Ora si attendono gli ulteriori riscontri, ma questo è un passo decisivo verso una verità che in tanti attendevano. Dopo tanti anni mi auguro venga fatta piena luce su un delitto che ha sconvolto tutta la cittadinanza. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo ad Abano Terme per la notte di terrore vissuta da un avvocato in balia di 4 rapinatori entrati nella sua abitazione. Allora andiamo subito sul posto con Marta Zatta, insieme a lei il sindaco. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, è stata una vera e propria notte di terrore, quella tra martedì e mercoledì. Noi in questo momento ci troviamo in via Savioli, ad Abano Terme. Alle nostre spalle la casa di un noto avvocato, Gian Giuseppe Baidi, 61 anni. Nella notte appunto è stato sorpreso da 2 ladri che si sono introdotti all'interno della sua abitazione attraverso una finestra che era rimasta aperta. Si sono introdotti, l'hanno trovato nel soggiorno e lì l'hanno legato con delle fascette da elettricista e l'hanno anche picchiato per farsi dare il denaro che aveva in casa, denaro che però non aveva. Infatti i malviventi si sono allontanati con solo un bottino di 100 euro e il suo portafoglio. L'hanno anche chiuso dentro la camera da letto, legato, e l'hanno colpito ripetutamente, forse anche arrabbiati perché non sono riusciti a trovare niente all'interno della casa che hanno messo sottosopra. Io sono in compagnia anche del sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. Sindaco, un duro colpo insomma che colpisce anche la sua comunità.
Sì, intanto la nostra vicinanza va al nostro concittadino. È un episodio che, nonostante questa sia una città molto tranquilla, è un episodio che comunque incide anche sulla sicurezza percepita e noi dobbiamo collaborare al massimo con le forze dell'ordine con cui siamo costantemente in contatto. Abbiamo quadriplicato negli ultimi 8 anni la videosorveglianza del territorio, infatti abbiamo delle telecamere di accesso in tutti i punti della città e credo che queste immagini potranno aiutare i carabinieri e le forze di polizia forse a fare chiarezza anche sulle esatte dinamiche dell'accaduto. L'uomo era solo in casa al momento, insomma, della rapina. La casa è anche dotata di un sistema di videosorveglianza. Al momento l'avvocato non si trova all'interno della casa, ci sono solo la donna delle pulizie e è appena arrivato proprio in questo momento quello che presumiamo essere l'addetto alla sicurezza della casa. Insomma, stanno facendo tutte le verifiche del caso anche loro, oltre ai carabinieri che sono sulle tracce dei due malviventi. Sindaco, c'è anche un sistema di controlli di vicinato molto attivo nel comune di Abano Terme. Parlando prima anche con i vicini, insomma, delle abitazioni, diciamo che loro non si sentono al sicuro. Abano sì, è un comune dove, diciamo, episodi del genere non capitano troppo spesso, però quando capitano lasciano il segno. Sì, abbiamo dei gruppi di controllo di vicinato in tutti i quartieri della città, perché la collaborazione stretta fra forze dell'ordine, amministrazione comunale e i cittadini può aiutare a intervenire anche più rapidamente e più tempestivamente. Sono gruppi di vicinato che sono sicuramente attivi e con la funzione di avvertire di auto sospette e persone magari anch'esse poco presenti nelle aree, che quindi destano dei sospetti, e su questo riusciamo anche a fare attività di prevenzione oltre che di repressione, che è la cosa più importante. E sicuramente episodi di questo genere, che leggiamo purtroppo in tutto il Veneto e abbastanza ogni giorno, non contribuiscono a creare un clima di fiducia, e a mio avviso andrebbe anche rafforzato quella certezza della pena, dove quando le persone che sono sorprese a delinquere vengono prese dovrebbero stare in carcere. Ecco, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Tutti gli aggiornamenti ovviamente del caso nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, e per il momento da Abano Terme è tutto. La linea può tornare allo studio. Grazie a Marta Zatta insieme a Federico Cibotto, e grazie anche al sindaco di Abano Terme. Farei un passaggio a Palazzo Ferrofini, dove è in corso la conferenza stampa del presidente Stefani, lo vedete, insieme a Giovanni Manildo, per presentare questa proposta di legge sul caregiver. Sentiamo un passaggio. Le persone che si prendono cura di una persona cara dicono: io non ce la faccio più, sto scoppiando, sono esaurito. Il supporto psicologico diventa fondamentale. Le ore di sollievo, quindi interventi concreti che vadano, in caso di necessità programmata o in emergenza, a sostituire il caregiver se si ammala, se ha delle necessità, in modo che abbia la sicurezza che la propria persona cara è in buone mani. La formazione e l'informazione, sono andata a ritroso per complessità. La formazione non per sostituirsi ai servizi, ma perché nell'emergenza quotidiana io devo sapere come reagire, e l'informazione perché è necessario essere parte del sistema. Il provvedimento, e dico velocemente, prevede una serie di aspetti. Certamente il riconoscimento del valore di cui abbiamo parlato prima, la specifica attenzione ai caregiver giovani, e qui anche il Presidente ha dato veramente un contributo diretto al miglioramento e all'arricchimento del provvedimento, e al tema del riconoscimento delle competenze, dei crediti formativi e della flessibilità nell'orario scolastico. Sappiamo che non parliamo di assistenti familiari o di badanti, ma di cura non professionale, che però diventa professionale nell'esperienza e sul campo. Che cosa fa il progetto di legge? Coinvolge Regione, ATS e ULS in una rete che appunto informa, forma, dà supporto ed è presente. E allora Palazzo Ferrofini, questa proposta di legge congiunta in qualche modo tra maggioranza e opposizione, avete visto, uno di fianco all'altro, il Presidente Stefani e Giovanni Manildo, proposta di legge sui caregiver, era stata annunciata qualche settimana fa e ora insomma diventa realtà.
poi vi racconteremo meglio nel corso di questa diretta nei telegiornali serali. Ma torniamo alla cronaca, andiamo in provincia di Vicenza, a Torri di Quartesolo, dove c'è stato un incendio in un'abitazione invasa dal fumo, una coppia di anziani messa in salvo, risulterebbero 5 intossicati. Ad intervenire oltre ai sanitari del SUEM e i vigili del fuoco anche i carabinieri che hanno evacuato la casa. E allora ci racconta tutto in diretta il nostro Daniele Garbina insieme a Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, confermo, siamo a Torre di Quartesolo in via Ancona, alle mie spalle proprio la villetta dove è avvenuto quello che avevi anticipato, un evento drammatico che poteva finire in tragedia. Ecco, diciamolo subito che pur essendo stato un motivo di più grande preoccupazione non solo per i diretti interessati ma anche per i vicini, la questione, insomma la vicenda è finita bene, diciamo subito così. A essere colpita è stato il garage di questa abitazione alle mie spalle dove sarebbe originato il rogo che subito ha fatto scatenare, ha fatto insorgere un fumo che ha invaso tutta la villetta e ha invaso il piano superiore dove appunto risiedono i coniugi Bortolaso che abitano lì, una coppia di ottantenni che è stata immediatamente colta dal panico e questa situazione, se fossero rimasti all'interno dell'abitazione, avrebbe poi portato alla una tragica fine. Ecco, diciamo che subito che a invertire quello che poteva essere questo episodio incredibile è stato il vicino di casa, un assistente capo della prefettura, lavora alla prefettura di Padova, un poliziotto che ha visto il fumo e ha capito immediatamente quello che stava accadendo. Ricordiamo che erano intorno alle 7, lui proprio si è precipitato sotto l'abitazione, ha recuperato una sua scala che aveva all'interno ed è salito sul balcone il terrazzo rendendosi conto che i 2 pensionati erano in stato di shock. Ecco, con molta freddezza è riuscito a farsi sentire, soprattutto a prelevare il signore più anziano che si trovava in situazione peggiore, bloccato, e pian piano allertati i soccorsi è riuscito a portarli in salvo al piano terra. Ecco, nel momento in questa fase concitata sono arrivati 2 carabinieri, complessivamente oltre ai 2 anziani 3 agenti delle forze dell'ordine che sono stati intossicati dal monossido, per fortuna in modo più o meno lieve, e insomma sono stati salvati in questo modo perché poi sono arrivate i vigili del fuoco che hanno tempestivamente confinato le fiamme, avuto ragione, messo in sicurezza l'area. Ecco, tanto spavento, ma noi abbiamo avuto modo mentre eravamo qui di intervistare questo poliziotto eroe, perché è stato già definito così proprio per la sua capacità e la sua umiltà, però la sua professionalità gli hanno permesso anche fuori servizio di essere efficace, efficiente e salvare la vita a queste 2 persone. Per cui si tratta di Manuel Geremia, l'ispettore capo della prefettura di Vicenza. Queste le sue parole, la sua testimonianza. Stamattina alle 7 sono stato avvertito dalle urla e anche dei passanti e quindi mi sono subito adoperato, ho preso subito una scala e sono andato a raggiungere i 2 anziani sul balcone per cercare di metterli in salvo. E tra l'altro l'anziano era rimasto all'interno, quindi molto probabilmente sarebbe morto all'interno perché appunto tutti i fumi dei vapori del fumo che venivano da sotto. Ti ha salvato la vita? Diciamo che abbiamo fatto il dovere, giusto, insomma, niente di più, niente di meno. Anche se qualcuno lo dice, parla già di eroe, le dice... No, assolutamente. Credo che l'avrebbe fatto chiunque, insomma, certo. Con un minimo di spirito di iniziativa. Ho preso fortunatamente la scala che avevo a disposizione, visto che stavo facendo dei lavori, e sono montato su e ho fatto scendere prima l'anziano, poi la signora un po' più difficoltà perché aveva anche dei problemi di deambulazione in base a dei vecchi acciacchi, e nel mentre sono arrivati fortunatamente i colleghi della radiomobile dei carabinieri e abbiamo coordinato subito le cose e abbiamo cercato anche di spegnere l'incendio perché all'interno c'era ancora l'autovettura e delle munizioni, essendo lui un cacciatore, quindi sono partiti anche diversi colpi. Esatto, sì, perché con la temperatura, insomma, e poi sono subito arrivati, insomma, i vigili e abbiamo coordinato un po' tutte le cose, insomma. Diceva che è stato appena dimesso all'ospedale, vediamo un braccio. Sì, siamo andati, no, più che altro siamo andati per l'intossicazione perché avendo preso i fumi all'interno per cercare di portare fuori il Bortolaso, ovviamente ci
ci siamo intossicati e c'erano i valori dell'emoglobina alti, ci hanno messo sotto ossigeno e per precauzione ci hanno portato in ospedale, ci hanno fatto dei prelievi per vedere e ci hanno dimesso poco fa, insomma, giusto per un controllo. Ecco, come stanno innanzitutto i due protagonisti? Sì. Ancora un po' confusi, perché dopo ovviamente già 2 persone anziane non è facile, non essendo anche del mestiere, quando succedono determinate cose bisogna avere un po' di sangue freddo, erano andati un po' nel panico. Ecco, un vicino di casa che forse tutti vorremmo avere, anche vista l'umiltà e la professionalità dimostrata da questa persona, che ricorda quanto sia importante anche la presenza nel quartiere per tanti motivi, di un occhio vigile anche attorno ai nostri vicini che magari possono avere problemi e senza rendercene conto possiamo proprio sventare quello che può succedere, un incidente, i ladri, quello che è, insomma un invito è stato anche formulato di essere attenti, come è stato questo assistente ispettore della prefettura di Padova. Ecco, noi al momento abbiamo avuto modo di contattare altre persone che questa mattina si sono avvicinate, alcuni parenti, saputo la notizia erano venuti per verificare sul posto la situazione. Ecco, incuriositi, impauriti, abbiamo dato noi accertamenti e aggiornamenti. Ecco, diciamo che al momento oltre al poliziotto è stato dimesso anche il secondo carabiniere, mentre al momento sarebbe ancora sotto osservazione l'altro carabinieri e la coppia di anziani. Ci si augura che nell'arco della giornata quantomeno il carabiniere possa essere dimesso e i 2 anziani invece richiedono un po' più di tempo. Per eventuali aggiornamenti eventualmente vi aggiorneremo questa sera nel telegiornale e direi che da Torre di Quartesolo è tutto. Francesca, restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele, grazie a te, grazie anche a Simone Squarcina per il supporto tecnico. Noi continuiamo con la cronaca, con una notizia giunta poco fa in redazione, un incidente mortale accaduto intorno alle 11:30 in via Facciolati, siamo a Padova, c'è stato uno scontro tra un'auto e una moto, a perdere la vita è stato il Centauro, si tratta di un uomo di 58 anni residente in città, alla guida invece dell'auto un uomo, un anziano classe 1941 del Piovese. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. E adesso ci spostiamo a Belluno perché l'inchiesta sull'appalto della cabinovia Apollonio Socrepes, Simico si è messa a disposizione della magistratura. Il suo numero 1 Fabio Saldini riferisce di avere la coscienza a posto. Il suo legale, l'avvocato Maurizio Paniz, ha già chiesto che Saldini venga ascoltato al più presto. L'avvocato Paniz è proprio insieme al nostro Fabio Fioravanzi, al quale cedo subito la linea. Buongiorno Fabio, buongiorno l'avvocato Paniz. Grazie per la linea, siamo ad Agordo dove eravamo in tanti per una mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio in occasione dei 91 anni del Fronte Luxottica. Siamo appunto con l'avvocato, in questo caso difensore di Fabio Saldini. Cosa pensa di questa vicenda del suo assistito, come sta? L'inchiesta è doverosa quando ci sono degli esposti e quindi è legittimo che la Procura abbia cercato attraverso questa iniziativa giudiziale di verificare come stanno le cose. Sono sereno, il dottor Saldini è molto dispiaciuto perché ritiene di essere una persona onesta ed è a posto con la propria coscienza e questo evidentemente lo amareggia, come amareggerebbe qualsiasi persona per bene nel momento in cui viene colpita da un avviso di garanzia, da un sequestro di carte eccetera, però guarda al futuro con assoluta serenità, tant'è vero che ho già chiesto al procuratore della Repubblica di sentirlo, si presenterà spontaneamente e lo farà senza aver prima controllato le carte, cioè anche senza aver verificato la consueta discovery che in genere precede la disponibilità degli inquisiti ad essere interrogati. Questo è un segnale che non ha nulla da nascondere e che è pronto a dire tutto quello che sa nella maniera più ampia possibile. Non ha visto le carte del suo assistito, non le ha viste nemmeno lei?
No, non ho visto nessuna carta di quelle che sono nel possesso della Procura, ho visto quelle che mi ha segnalato il mio rappresentato e quello che naturalmente mi ha detto nella ricostruzione dei fatti. Tutto questo mi rende assolutamente sereno e penso che possa tranquillizzare anche il dottor Saldini, ma questo lo dico con pieno rispetto dell'indagine, con pieno rispetto dell'attività del Procuratore della Repubblica, che conosco da moltissimi anni e so quanto è attento, scrupoloso e preciso nelle proprie inchieste, quindi guardiamo al futuro con assoluta fiducia. Questo incide sul completamento della Polonioso Crepes? Non credo, perché non c'è un sequestro dell'opera, non c'è un intervento su quelle che sono le infrastrutture. L'opera andrà avanti nel suo completamento, è una questione che riguarda personalmente il dottor Saldini e le altre 2 persone che sono inquisite per turbativa d'asta, ammesso che poi questa turbativa d'asta davvero si concreti in qualche cosa. Al momento non mi pare che il quadro di elementi a disposizione siano penalizzanti. Per quanto mi riguarda, se non ci sono domande a studio, io avrei concluso e vi ridarei la linea. Grazie Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi e grazie all'avvocato Paniz. Grave incidente ieri sera a San Borgo di Monselice, le 2 persone a bordo sono rimaste gravemente ferite. Sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita i 2 occupanti dell'auto che ieri sera è uscita di strada ribaltandosi in un fosso a San Borgo di Monselice. L'incidente è avvenuto intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Este che hanno lavorato per liberare le persone bloccate all'interno del veicolo. Una volta estratti, i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, trasportati d'urgenza all'ospedale di Padova. I pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'auto incidentata. Presenti sul luogo dell'intervento anche i carabinieri che stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto. E incidente questa mattina nel Trevigiano, a Dormelle, all'incrocio tra via Piave e via Roncadelle, coinvolto una moto e un mezzo pesante. Ad avere la peggio è stato il conducente della 2 ruote, un 23enne residente a Santa Lucia di Piave, che ha riportato fratture multiple agli arti superiori e inferiori. Soccorso del personale sanitario del SUEM, anche con l'ausilio dell'elisoccorso, è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Al momento risulta cosciente, non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi che dovranno ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. E adesso andiamo a Marostica, dove c'è la protesta dei residenti per una strada chiusa da 2 anni. Siamo nella frazione di San Luca e un bel gruppo di residenti è proprio insieme alla nostra Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Francesca, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, come vedi c'è un nutrito gruppo di residenti nella frazione di San Luca di Marostica. Perché? Perché la strada alle nostre spalle è chiusa da più di 1 anno e mezzo. Ci ha chiamato uno dei residenti, Paolo Pivotto, e ci spiega proprio lui che cosa sta succedendo. Da 1 anno e mezzo che voi siete bloccati. Da 1 anno e mezzo che ci crea un sacco di problemi questa strada, perché abbiamo, hai visto giù in fondo che c'è un'uscita e un'entrata che è proprio pericolosa, dunque noi abbiamo bisogno di questa qua, aprirla per passare e andare giù. Non si può tornare indietro, sempre andare giù di là, che ci vorrebbe un semaforo di quelli intelligenti, perché è pericoloso, il traffico aumenta sempre di più ogni anno, dunque è pericolo. Dunque dopo la fibra che hanno creato questo problema qua, li hanno chiusa e non si sa più niente. È successo facendo appunto uno scavo per la posa della fibra. Esattamente, facendo scavo della fibra hanno provocato questo danno, che dopo gli hanno aperto ancora un po' di più il buco e dopo gli hanno lasciato recintato e a posto, come è la normativa italiana. Perché Francesca, sotto questa strada passano alcune trincee, di conseguenza proprio a causa dello scavo si è creata questa vera e propria voragine che però ancora non è stata sanata. C'è questa strada chiusa, c'è la strada che sale da Crosara chiusa temporaneamente perché sono in corso le asfaltature, e poi c'è da 2 anni abbondanti un'altra strada che è stata chiusa a causa delle frane. Insomma, la frazione di San Luca è totalmente isolata. È messa veramente male San Luca. Speriamo che il comune
o chi ne è davanti che ci prenda manco in considerazione, perché non credo che siamo cittadini di serie C purtroppo. Ci dispiace perché i disagi ci sono tanti e mi dispiace tanto, ecco, basta. Certo. Cosa chiedete al sindaco? Beh, chiediamo che ci sia una viabilità manutentata, che sia scorrevole, perché i trasporti e le comunicazioni devono essere veloci, devono essere manutentate, quindi una manutenzione ordinaria attenta e costante e un intervento invece in caso di manutenzione straordinaria più puntuale e rapido. Tra l'altro lei ci raccontava che il signore che abita proprio in quell'abitazione l'altro giorno, a causa di una grandinata, voleva portare l'auto in garage. Praticamente lui abita qua, il garage è dall'altra parte della carreggiata. Quindi è stato là a guardare, perché di sotto non ti lasciano passare perché la strada era chiusa per asfaltatura. E lui di qua non si poteva andare e niente, è lasciata qua. Hai capito? Dunque pensa il proprietario come è preso. Certo, quindi chiedete al sindaco intanto che venga messa in sicurezza la strada e che venga riaperta questa. Sicuramente sì, e presto anche, perché non può stare così, anche perché spazio c'è per aprire una carreggiata se vuole, anche a senso unico. Non vedo il problema. Quindi insomma, Francesca, hai sentito una situazione che sta preoccupando e non poco, sta irritando anche i residenti di San Luca di Crosare. Noi andremo dal sindaco proprio a chiedere cosa intende fare come amministrazione per sanare queste difficoltà che stanno interessando tanti residenti. Per il momento da San Luca di Marostica è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa e grazie anche a questi residenti che si sono spesi in prima persona per raccontare quello che sta succedendo, il disagio che stanno vivendo da oltre un anno, e noi invece ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta con la cronaca ad aprire questa seconda parte della nostra prima edizione. Picchia la compagna per gelosia con una mazza da baseball e delle stampelle. I carabinieri arrestano un uomo che vive nella Bassa Padovana. Ha trovato la forza di denunciare il vero e proprio pestaggio subito dal compagno per gelosia, la donna che martedì è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale a Monselice. I carabinieri della compagnia di Abano Terme, che nel frattempo si erano recati nell'abitazione della coppia che vive nella Bassa Padovana, avevano raccolto dall'uomo una dichiarazione differente. Secondo il compagno, la donna sarebbe stata vittima di un'aggressione da parte di due sconosciuti avvenuta la sera prima, mentre si trovava in macchina. Ben diverso il racconto della donna. A causa di un raptus di gelosia, già dalla sera precedente, il compagno si era avventato su di lei colpendola ripetutamente con una mazza da baseball e con le stampelle ortopediche che si erano addirittura rotte, tanto da dover chiedere aiuto al 118. Durante la perquisizione i carabinieri hanno sequestrato sia la mazza da baseball sia le stampelle, un pezzo delle quali è stato trovato sul letto. Per l'uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce, è scattato l'arresto che è stato convalidato con l'applicazione per l'indagato della misura dell'allontanamento dalla casa di famiglia e del braccialetto elettronico. Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza e Pisa, 4 arresti e altrettanti indagati per rapine e furti. Sono accusati del colpo in una villetta di Malo di un anno fa e di essersi intrufolati in un altro edificio sotto sequestro per il ritrovamento dei cadaveri di 2 anziani. 14 mesi di indagini serrate dei carabinieri hanno permesso di individuare 8 persone, 4 arrestate e 4 denunciate, coinvolte in almeno 2 episodi criminosi avvenuti nel Vicentino. Il primo è la rapina in villa a Malo del 12 marzo 2025 ai danni di 2 coniugi, legati mani e piedi coi fili del telefono e lacci da scarpe, minacciati, lei con la lama di un bisturi, lui con getti di acqua gelata. Il bottino fu di 50.000 euro in denaro e gioielli. E nei giorni successivi l'indagine
l'indagine ha consentito di ricostruire un altro episodio in cui parte di questi indagati, unitamente ad altri che sono stati solo denunciati e non sono stati arrestati in questa occasione, avevano addirittura violato i sigilli di una villa nella quale erano stati trovati qualche giorno prima 2 coniugi morti mummificati, e per questa ragione era stata posta sotto sequestro. Si trattava di Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola, i cui cadaveri erano stati trovati proprio in quei giorni di marzo. Gli arrestati, tutti membri di famiglie di origine sinti, 3 italiani e un balcanico fra i 30 e i 38 anni, sono stati arrestati nelle loro dimore, abitazioni private e un campo rom, e sono in carcere tra Pisa e Vicenza. Al San Pio X c'è un uomo di Torre Belvicino che per i 2 casi al centro delle indagini ha avuto un ruolo ben preciso. Il soggetto indagato della provincia di Vicenza è ritenuto essere il basista che ha fornito supporto logistico e quindi anche un supporto nell'individuazione delle vittime che poi sono state effettivamente rapinate in maniera particolarmente violenta e aggressiva. La vasta operazione dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Vicenza, ha impegnato più di 100 agenti, coinvolgendo anche reparti speciali e unità cinofile. La banda era molto ben organizzata. In questo caso abbiamo accertato che da fuori provincia arrivano con alcune macchine veloci, poi hanno rubato delle targhe, sostituiscono la targa per cercare di non essere visti né presi, e poi vanno via. Il sodalizio criminale utilizzava anche documenti falsi e schede telefoniche intestate a prestanome stranieri. Con l'esecuzione dell'ordinanza sicuramente non si concludono le indagini. Nessun evento che accade sul territorio passa inosservato, anzi al contrario, l'Arma dei Carabinieri non cede ad un passo rispetto alla tutela delle comunità che ci sono affidate. Assolta con formula dubitativa Camilla Marcante, imputata per la morte di Davide Pilotto nello schianto del 2020. Il tribunale presieduto dal giudice Filippo Lagrasta ha accolto la linea della procura. Non ci sono prove sufficienti per stabilire chi fosse alla guida dell'auto finita nell'olio. Dopo 6 anni di indagini, perizie e udienze, il Tribunale di Vicenza ha assolto Camilla Marcante dall'accusa di omicidio stradale aggravato per la morte del 22enne Davide Pilotto di Costabissara. La decisione, con la formula del dubbio, è stata pronunciata oggi dal giudice Filippo Lagrasta, al termine di un processo che ruotava attorno a un unico enorme interrogativo. Chi guidava l'Opel precipitata nel torrente Orolo nella notte del 5 agosto 2020? La giovane Marcante, oggi 29enne, era l'unica imputata, ma proprio la procura, rappresentata dal PM Hans Roderick Blattner, aveva chiesto la soluzione con la formula dubitativa, sostenendo che gli elementi raccolti non consentissero di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, chi fosse al volante, una posizione coerente con quella già assunta durante le indagini preliminari, quando era stata chiesta l'archiviazione. Allora però il GIP dispose il processo, ritenendo necessario approfondire il caso in aula. Nel corso del lungo dibattimento sono emerse contraddizioni e zone grigie sulle posizioni dei corpi, sull'uso delle cinture di sicurezza e sulla dinamica dell'impatto. Né le perizie tecniche né gli esami medico-legali sono riusciti a fornire una risposta definitiva. La difesa di Camilla Marcante, affidata agli avvocati Tonino De Silvestri e Antonio Panico, ha sempre sostenuto la totale innocenza della giovane. La famiglia di Davide Pilotto, rappresentata dall'avvocato Leonardo Maran, aveva invece chiesto la condanna e un risarcimento di 350.000 euro. Con la soluzione pronunciata dal Tribunale si chiude uno dei casi più discussi degli ultimi anni nel Vicentino. Ci sarà una coda in Corte d'Appello? Faida tra tunisini a Venezia. Mohamed Sakka, uno dei 2 arrestati trovati con la katana, era stato allontanato dalla città.
Arrestati e trasferiti in carcere altri 2 dei 5 membri del clan tunisino della famiglia Sacca, in guerra ormai da tempo col gruppo rivale dei Mallatta Venezia, sui quali pendeva un mandato d'arresto e custodia in carcere per gli accoltellamenti in centro storico e per cui sono stati indagati su ordine della procura per rapina aggravata, furto aggravato e lesioni. Uno dei fermati fa parte dell'ordinanza emessa a seguito dell'indagine partita dal pestaggio di un cittadino palestinese ad aprile, su cui hanno indagato i carabinieri. L'altro, rintracciato e bloccato in Lombardia, era l'ultimo dei ricercati vicini al clan dei Sacca, raggiunti dalle 3 misure emesse per tentato omicidio nell'inchiesta sull'accoltellamento di San Barnaba del 22 aprile a Venezia, condotta invece dalla squadra mobile della questura. A Mohamed Sacca, uno dei 2 arrestati circa una settimana fa, il tribunale aveva concesso di tornare a Venezia, revocando il divieto a suo carico in seguito ai maltrattamenti contro la compagna residente alla Giudecca. Domenica notte però era sul sagrato della chiesa con una spada giapponese tenuta lungo il fianco, poi rivolta contro i rivali della famiglia Mallat. Il suo ritorno in laguna sarebbe stato dunque solo per lavorare come autotrasportatore, invece ne ha approfittato per inserirsi nella faida che sta agitando la città ormai da tempo. Il cugino, anche lui in manette, avrebbe partecipato a più battaglie, alle Zattere la scorsa settimana ma anche a quella di fine aprile, prendendo parte al pestaggio del 22enne accerchiato ai Santi Apostoli. Entrambi sono stati identificati come i responsabili dell'accoltellamento in Calle Lunga San Barnaba, per la procura classificato come tentato omicidio. E allora torniamo a Palazzo Ferrofini. Prima abbiamo fatto un passaggio molto rapido su questa proposta di legge, verrebbe da dire storica, perché abbiamo visto il presidente Stefani e Giovanni Manildo uno a fianco all'altro per presentare appunto questa proposta di legge sui caregiver, frutto del lavoro di Chiara Luisetto, consigliera del Partito Democratico, che è in compagnia della nostra Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Francesca, dicevi bene, è una vera e propria giornata storica questa per la Regione del Veneto e per tutti quanti noi veneti, considerata appunto questa proposta di legge numero 10 avanzata dalla consigliera che è qui accanto a me, come dicevi tu, Chiara Luisetto del PD, e firmata da firmata dai capogruppi del Consiglio regionale Veneto, con il presidente Stefani che si è appena liberato da un'altra intervista, adesso ci raggiunge con tutti i capigruppo, insomma una proposta di legge storica appunto dei caregiver. Come è nata questa proposta di legge? Lei ci stava lavorando già con la passata legislatura? Sì, è una proposta che nasce alcuni anni fa, poco dopo essere entrata in Consiglio, dalla consapevolezza che ci sono moltissime solitudini nelle case delle persone, ci sono molte persone che si prendono cura di una persona cara senza essere viste e hanno carichi importanti, anche perché prima magari di arrivare in una casa di riposo, prima di arrivare in struttura, c'è un sommerso silenzioso che non è visto. Allora la volontà è quella proprio di dare diritti, riconoscibilità, sostegni, sollievo e supporto psicologico a queste persone, che in Veneto si stima siano più di 600.000, che si prendono cura a casa di un figlio, di un genitore, di un vicino di casa da sempre fragile. Quindi io credo davvero che sia un passo avanti per la collaborazione che si è avuta, per la disponibilità del Presidente a sposare questo progetto di legge e contribuire ad arricchirlo, e penso che oggi mettiamo insomma un punto importante in un percorso che voglia tutelare di più la salute, l'assistenzialità delle persone e il loro essere fragili, vederlo come una questione sociale, non come una questione privata e domestica. Grazie consigliera Luisetto, la lascio all'intervista di altri colleghi. Nel frattempo ringrazio il Presidente, buongiorno Presidente della Regione del Veneto Stefani. Insomma Presidente Stefani, si diceva una giornata storica, e c'è da dire che lei in fase proprio di campagna, della sua campagna elettorale, l'aveva
Era argomento insomma della sua campagna elettorale questa proposta di legge sui caregiver che lei presentò ancora prima quando era parlamentare. È così, durante il primo consiglio regionale io ho voluto lanciare una scommessa, oggi i consiglieri hanno testimoniato che era appunto una sorpresa, ma ero sicuro che questa scommessa sarebbe andata a buon fine, quella di votare entro 6 mesi un testo di legge sui caregiver, persone che si prendono cura di un familiare. Cosa fa questo testo di legge? Permette soprattutto a queste persone di avere la certificazione del proprio percorso di cura e quindi poterlo spendere anche nel mondo del lavoro, la garanzia che queste figure siano integrate all'interno dei servizi sociali degli enti locali e quindi far sì che il piano di assistenza individuale sia gestito anche insieme al caregiver. Ovviamente metteremo anche dei fondi che la Giunta regionale aggiungerà rispetto a quelle già messe dal Consiglio al momento dell'approvazione e soprattutto favorire politiche di welfare aziendale. Ci sono tantissimi giovani che oggi non hanno un percorso semplificato se magari si prendono cura di un familiare nel loro percorso universitario, ma magari anche nel mondo del lavoro, perché oggi con gli strumenti dell'innovazione possiamo garantire a un lavoratore di poter magari lavorare in parte da casa e poter assistere un familiare in difficoltà. Noi dobbiamo guardare alla società dei prossimi anni, una società che invecchierà sempre di più e che deve fornire ai cittadini veneti strumenti necessari per affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione e soprattutto di prendersi cura, perché non è solo una questione di invecchiamento. Caregiver è chi si prende cura anche di un soggetto con disabilità o di persone magari anche più giovani di loro che hanno bisogno di assistenza. L'assistenza è fondamentale, è ovvio che non la risolveremo in 2 mesi, non la risolveremo in 3 mesi, ma una volta che sarà approvato questo testo di legge ed è questione di settimane per questo Consiglio regionale, avremo la grande sfida di renderla effettiva e nel corso del tempo io sarò in prima linea. Ringrazio l'assessore Roma, il consigliere Luisetto e ovviamente tutti coloro che insieme a me hanno firmato questo testo di legge. Sono convinto che il Veneto farà la sua parte e la farà alla grande. Ecco, Presidente, si diceva di questa convergenza tra maggioranza e opposizione nel nome del sociale in questo caso. Beh, io credo che ci siano dei temi che non sono di destra o di sinistra, ci sono dei temi su cui i cittadini del Veneto ci chiedono di dare risposte. Non credo che dare una risposta sulla sanità o sul sociale significa essere di destra o essere di sinistra, significa fare l'interesse dei veneti. Io ci tengo a fare l'interesse dei veneti, ho firmato questa proposta di legge, l'ho fortemente voluta, potevamo fare un DDL di giunta, intestarci i meriti, dire che eravamo stati bravi solo noi. Ho preferito fare un'altra strada e credo che questa sia la strada che i veneti vogliono da noi e che vogliono da me. Se non hai domande da studio ti cedo la linea e ringrazio naturalmente il Presidente della Regione del Veneto Stefani. Grazie. E quindi per la parte tecnica ringrazio anche Sandro Ponchio. Grazie Anna Maria, grazie al Presidente Stefani, grazie anche a Sandro Ponchio e alla consigliera Luisetto per averci raccontato un po' di più di questa importante proposta di legge. Torniamo alla cronaca. L'ex professore di religione accusato di molestie sui minori stasera dal Bignasego, la manifestazione dei genitori della scuola dell'infanzia. Intanto il vescovo di Padova chiede formalmente le dimissioni al parroco di San Lorenzo. Noi vogliamo sapere come è stato possibile che quella persona, nonostante fossero chiari e cristallini i trascorsi, fosse a contatto con i nostri figli e pretendiamo che una cosa del genere non possa più capitare. Saranno circa 200, più di 600 le firme nella petizione promossa online che manifesteranno davanti al centro d'infanzia della parrocchia di Albignasego. Francesco Saviane, l'ex prof di religione, non è più nella canonica da ieri, si trova in un'abitazione privata, ma la sua presenza accanto ai bambini nell'organigramma della scuola ha creato profondo turbamento nei genitori che si sono rivolti al parroco e anche al vescovo Monsignor Claudio Cipolla, che ha annunciato l'invio di una richiesta formale di dimissioni a Don Cesare. Ha chiesto le dimissioni di Don Cesare che è esattamente ciò che volevamo, o meglio parte di ciò che volevamo, per ragioni di fiducia, però purtroppo non è sufficiente. Noi chiediamo anche le dimissioni di Suor Anna Maria, abbiamo bisogno che chi li sostituirà renda partecipe la comunità su quelle che vengono fatte, sulle scelte che vengono fatte
riguardo le assunzioni che riguardano i minori. Nel frattempo continuano le indagini della squadra mobile di Padova coordinata dal PM Sergio Dini. 7 le vittime di abusi, secondo quanto ricostruito sinora. Nessun'altra denuncia formale è emersa in questi giorni. L'ex professore di religione del Barbarigo, difeso dall'avvocato Ernesto De Toni, davanti al giudice si è dichiarato pronto a spiegare tutto. Restiamo nel Padovano, somministravano alcolici ai minori, chiusa per 30 giorni una discoteca di Boara Pisani. Stop del questore di Padova a una discoteca di Boara Pisani. Il Dancing Piramidi resterà chiuso per 30 giorni dopo che i controlli delle forze dell'ordine hanno accertato la somministrazione di alcol a minorenni durante eventi frequentati da giovanissimi. Secondo la questura, il pubblico esercizio era diventato un luogo di concreto pericolo per l'integrità dei ragazzi. Il provvedimento di sospensione della licenza è stato eseguito dagli agenti della divisione polizia amministrativa della questura di Padova. Le indagini erano partite dopo diverse segnalazioni su presunte vendite incontrollate di alcolici a minori durante feste organizzate soprattutto la domenica pomeriggio, con DJ set e artisti rap e trap molto seguiti dagli adolescenti. Durante un controllo effettuato ad aprile, la polizia ha verificato la presenza di una festa studentesca con ingresso libero e consumazione inclusa nel biglietto. In quell'occasione è stata accertata la vendita di alcolici a minori di 18 anni e i responsabili sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Per la questura, il locale ha omesso in modo sistematico i controlli sull'età dei clienti, favorendo una situazione di forte allarme sociale. Erano in auto sotto il sole un riccio e un coniglio salvati a Padova dall'intervento degli agenti della polizia locale e dei vigili del fuoco. Erano chiusi da giorni dentro l'abitacolo dell'auto con targa straniera ferma in via Pacinotti nel quartiere di Chiesa Nuova a Padova. Il riccio era ormai esanime in una gabbia tra un cumulo di rifiuti, il coniglio fermo nello spazio angusto di una portiera. C'erano 29 gradi quando le guardie zoofile OIPA hanno segnalato la presenza dei 2 animali alla polizia locale, intervenuta con il nucleo tutela animali e i vigili del fuoco. A contattare le guardie zoofile erano stati residenti. Gli animali sono stati trovati in stato di disidratazione e di asfissia in un habitat non idoneo, tanto più che il riccio, mammifero annoverato tra le specie protette della fauna selvatica, è decretato patrimonio indisponibile dello Stato. Gli animali sono stati liberati e affidati al personale veterinario. Una volta ristabilito, il riccio, trattandosi di fauna selvatica, tornerà nel suo habitat naturale, mentre il coniglio è stato affidato a una persona idonea. Il possessore degli animali è stato denunciato per maltrattamento di animali e detenzione incompatibile con la loro natura. E adesso ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta tra pochissimo perché già collegata parleremo della grande festa per i 150 anni dell'Istituto Cerletti di Conegliano, una festa che coinvolgerà l'intera città perché il Cerletti è patrimonio di Conegliano e non solo, però chiedo alla dirigente un minuto di pazienza. Intanto la saluto, buongiorno e grazie davvero per essere con noi, alla professoressa Morgan. Professoressa, io le chiedo veramente un minuto perché ho un collegamento di cronaca da fare tra pochissimo e così poi ci dedicheremo a questo importante anniversario per i Cerletti, perché tra pochissimo andremo da Marta Zatta, torneremo da Marta Zatta che abbiamo sentito prima da Abano Terme, si sta spostando a Padova per quell'incidente mortale di cui vi abbiamo dato conto proprio pochi istanti fa, questo scontro in via Facciolati tra un'auto e una moto. Purtroppo il Centauro, un 58enne di Padova, ha perso la vita in questo schianto mortale accaduto intorno alle 11:30 e quindi tra pochi istanti saremo in grado di collegarci con Marta sul luogo dell'incidente per capire la dinamica, per capire che cosa sia effettivamente accaduto
in via Facciolati, siamo nel cuore della città di Padova, appunto questo scontro tra un'auto e una moto, a guidare l'auto un uomo del Piovese, classe 1941. Vediamo se riusciamo a collegarci con Marta in tempi brevi per questo fatto di sangue, purtroppo ancora una vittima sulle nostre strade. Ecco, eccola qui, vediamo Marta in collegamento, non so se mi sente. Marta, ci sei? Si sta posizionando la telecamera di Federico Cibotto, comunichiamo con Marta. Un attimo, mi dicono dalla regia, eccola qui. Marta, mi senti? Sì, Francesca, ci siamo. Buongiorno, prego Marta, raccontaci che cosa sappiamo al momento. Buongiorno. Sì, un tragico incidente avvenuto veramente pochi istanti fa e nella mattinata di oggi siamo in via Facciolati al civico 141, proprio sul ponte di Voltabarozzo. Nello scontro ha perso la vita un motociclista, dai primi accertamenti un uomo di 58 anni che è morto però in ospedale. L'impatto si è verificato per cause che sono ancora in fase di accertamento. L'urto è stato talmente violento che l'uomo appunto è apparso subito in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'auto proveniente dal lato di via Piovese era giunta alla fine proprio all'inizio del ponte di Voltabarozzo e lì si è scontrata con il Centauro che stava effettuando una svolta. Purtroppo, come abbiamo detto, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto in ospedale. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e anche la polizia locale che sta ancora dirigendo il traffico. Fino a pochi istanti fa veramente la strada era completamente bloccata. Lo vediamo anche dalle immagini di Federico Cibotto sul luogo, ancora la moto del Centauro e poco più là anche il suo casco. Veramente un incidente terribile. Ora appunto la polizia locale dovrà ricostruire anche l'esatta dinamica di quello che è successo e che ha portato alla morte di quest'uomo. Per il momento da Padova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Marta, grazie anche a Federico Cibotto che velocemente si sono spostati da Abano Terme a Padova per raccontarci di questo ennesimo incidente sulle strade del Veneto. E allora saluto, mi scuso per l'attesa, ringrazio davvero la professoressa Maria Grazia Morgan, dirigente scolastica dell'Istituto Cerletti di Conegliano. Grazie davvero per essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Allora, è tutto pronto innanzitutto per questo traguardo, questi 150 anni di storia, un traguardo importantissimo. Certamente, allora sì, siamo pronti, abbiamo iniziato ieri con i primi eventi che hanno visto insomma la consegna delle borse di studio ai ragazzi che si sono distinti nel loro percorso scolastico. Oggi invece ci dedichiamo in modo particolare ai convegni scientifici con il coinvolgimento di tutto il nostro campus, quindi noi, l'università, l'ITS, il centro di ricerca, il CREA e tantissime altre realtà che convivono all'interno della nostra comunità. E poi domani mattina naturalmente ci sarà il momento celebrativo importante con il corteo che partirà da Piazza Cima e si porterà alla scuola enologica per poi gli interventi di tutte le autorità e comunque ci saranno eventi in tutte queste giornate che coinvolgono i nostri studenti, i nostri docenti, il personale della scuola che hanno organizzato visite guidate, mini expo, letture presso Palazzo Sarcinelli. Insomma, veramente abbiamo tantissime iniziative, ritengo di qualità, non certo per un mio merito particolare, ma per tutti coloro che ci hanno lavorato da mesi ormai in questa scuola.
Anniversario della scuola enologica, 120° di costituzione della Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario, 80° di costituzione dell'Unione Ex Allievi, 25° di costituzione dell'Enocoro, 10° anniversario del Mini Expo. Sono numeri, ma sono storie, sono anni passati all'interno di una scuola che io ho detto è simbolo di Conegliano, ma che è il fiore all'occhiello, possiamo dire anche a livello nazionale. Certamente, allora aggiungo anche un altro anniversario importante che è il decennale della realizzazione del Museo Manzoni, che è dedicato a Luigi Manzoni, famoso genetista, professore, preside di questa scuola e anche sindaco della città di Conegliano. Ecco, una cosa importantissima che ci diciamo proprio ogni giorno è che questo prestigio che la nostra scuola ha non può essere considerato solo un traguardo acquisito, ma è un impegno quotidiano che ci dobbiamo dare in termini di obiettivi, di mission, di vision. Insomma, il nostro istituto deve sempre puntare ad una crescita e lo faremo proprio attraverso un'ulteriore implementazione del nostro campus. Ovvero? In che modo? Vuol dire che in questa realtà c'è non solo la scuola, l'istruzione tecnica superiore, ovviamente l'istituto tecnico e professionale, l'Università di Padova con il corso in scienze viticolo-enologiche, il centro di ricerca, Veneto Agricoltura, l'Unione Ex Allievi, la Fondazione. Sono tutti soggetti che interagiscono tra di loro per far sì che la formazione, per formare ragazzi non solo competenti, ma anche formare uomini e donne che siano poi in grado nel futuro e anche nel presente di portare avanti tutti gli obiettivi che la nostra scuola si pone, e quindi un lavoro proprio di rapporto reciproco e di progetti condivisi. Oggi come oggi quali sono le sfide della scuola nel 2026? Sono sfide importanti che riguardano sicuramente una vitivinicoltura e un'agricoltura sostenibile, ma anche tantissime altri obiettivi importanti, quali per esempio l'internazionalizzazione della nostra scuola, che ha già comunque le caratteristiche per esserlo, perché lo era anche nel passato. A noi sta il compito di implementare questi aspetti della cura dell'ambiente, proprio perché oggigiorno poi ci sono delle problematiche, delle fragilità che le nostre coltivazioni manifestano e che quindi devono portare soprattutto i protagonisti di oggi e di domani, che sono i nostri studenti e le nostre studentesse, ad affrontare queste sfide con una preparazione adeguata. Una volta usciti dal vostro istituto, per questi giovani sappiamo esserci tante strade aperte e un futuro che può portarli davvero ovunque. Sì, guardi, davvero noi come scuola facciamo fatica a soddisfare le richieste proprio delle aziende, del settore, perché i nostri ragazzi sono molto richiesti come tecnici competenti in questo mondo agricolo, vitivinicolo. Tantissimi ragazzi proseguono con il 6º anno per diventare enotecnici, oppure frequentano l'istruzione tecnica superiore, che è l'ITS agroalimentare al nostro interno, l'università, addirittura quella delle scienze viticolo-enologiche che abbiamo in casa, quindi volendo entrano in questa scuola a 14 anni ed escono con una laurea in mano, ma ci sono anche tantissimi altri ragazzi che si rivolgono al mondo del lavoro, oppure anche ad altri percorsi universitari che non sono necessariamente tipici del nostro settore. Questo a dimostrazione che comunque è una scuola che fornisce le basi per poter fare poi e intraprendere percorsi diversi. Negli anni avete visto una diminuzione o un aumento dell'interesse dei ragazzi per questo indirizzo scolastico, o i numeri sono rimasti stabili? Cioè il mondo dell'agricoltura, il mondo dell'ambiente, il contatto con la natura rimane con il suo fascino verso le generazioni più giovani? Certo, al netto del calo demografico possiamo dire che abbiamo sempre una certa
stabilità nei numeri, nelle iscrizioni. Il nostro mondo si è aperto moltissimo, soprattutto negli ultimi 10, anche 20 anni, alle donne, cioè ci sono molte più studentesse che si iscrivono ai nostri percorsi, e questo per noi è una grande soddisfazione, perché è probabilmente un mondo che finalmente, come dire, è anche per loro, e trovano grande interesse e passione per questo settore. Possiamo ricordare la giornata di domani, perché insomma Conegliano vi abbraccerà e voi abbraccerete Conegliano che vi ospita da 150 anni. Certamente, domani mattina ci troviamo tutti alle 10 in Piazza Cima, e poi con un corteo che vedrà protagonisti la fanfara alpina, le autorità, i ragazzi, gli studenti e le studentesse delle quinte e della sesta, ma anche le confraternite, personale della scuola e ospiti anche che provengono da altre scuole enologiche e agrarie di tutta la nazione, ma anche di ospiti austriaci e di altre francesi che sono qui proprio per celebrare con noi questo momento. Ci porteremo davanti alla sede centrale del nostro istituto, e qui ci saranno proprio i saluti e gli interventi delle autorità, e poi il pomeriggio continuerà con il convegno che è stato realizzato proprio dall'Unione Ex Allievi, e, come dicevo all'inizio, tantissime altre iniziative che sono sostanzialmente concomitanti: visite al museo, alla scuola, mini expo, letture guidate al Palazzo Sarcinelli ed altro. Io all'inizio ho detto una scuola riconosciuta non solo a Conegliano ma a livello nazionale, ho sbagliato, perché mi sembra di capire a livello internazionale, visto che avrete anche ospiti esteri che verranno a festeggiare con voi. Sì, anche dal Brasile, perché abbiamo scambi con tutto il Sud America da parecchi anni, e sono scambi che coinvolgono in modo particolare gli studenti e le studentesse, ma anche i docenti delle nostre scuole, proprio per uno scambio a livello di esperienze, di conoscenze, di competenze. Quindi su questo manteniamo una tradizione che il Cerretti aveva già sin dall'inizio, quindi sin dalla Costituzione. E allora non ci resta che augurarvi dei festeggiamenti chiaramente all'altezza di questi 150 anni, e così sarà. Noi ci saremo, vi seguiremo e racconteremo poi ai nostri telespettatori questa giornata storica, e quindi grazie davvero alla dirigente scolastica Maria Grazia Morgan, buon festeggiamenti e grazie ancora per il lavoro che portate avanti da 150 anni. Vi aspettiamo numerosi. Ci saremo, grazie davvero professoressa, e buona giornata e buona festa, una festa insomma che sta andando avanti ma che troverà poi il suo clou in questa giornata, la giornata di domani, con Conegliano pronto a festeggiare i 150 anni, ma poi vi abbiamo raccontato i tanti altri anniversari che si celebreranno nella giornata di domani a Conegliano. E adesso la politica. Eletto per acclamazione il segretario regionale di Forza Italia, l'assemblea era convocata a Padova ed è stata presieduta dal senatore Maurizio Gasparri. Si va in continuità, al di là di Flavio Tosi, i 4 vice segretari, che sono il vice segretario vicario Roberta Toffanin, l'onorevole Cortellazzo, il consigliere regionale Maltauro e Gianluca Forcolì, e 36 nomi che sono stati scelti tutti dal territorio, in base al numero delle tessere, in base agli abitanti delle province. Le segreterie provinciali hanno espresso ognuna una parte di questi 36 nomi, 24 uomini e 12 donne, in modo appunto che ci sia l'assoluta unitarietà, perché è quello che si aspetta da noi l'elettorato. Non si vogliono baruffe, gossip, confronti sui giornali per questioni interne. Tutto come previsto. È l'Assemblea di Forza Italia ad eleggere per acclamazione Flavio Tosi. Elezioni in continuità per ripartire in vista degli importanti appuntamenti elettorali, a partire dalle politiche, ma con uno sguardo alle amministrative, con Verona nel mirino del partito azzurro e Tosi pronto a ricoprire l'incarico di sindaco. Avere un partito che in Veneto, che comunque è una delle più grandi ed importanti regioni d'Italia,
che lavora compatto, unito verso queste scadenze, è importante perché alle elezioni europee raccogliemmo quasi il 9%, in Veneto il 10% a livello nazionale, e questo è un buon viatico. Se poi arriverà una legge elettorale, come speriamo, che abbia due caratteristiche: la governabilità, perché comunque se tu prevedi un premio di maggioranza per chi arriva primo governa, e quindi c'è una certezza sia alla Camera che al Senato di governare, e il proporzionale come base, e col proporzionale ognuno in ogni regione, in base alla sua forza, al suo radicamento e in base ai candidati e alle candidate che mette in campo, raccoglie il consenso. Un appuntamento cui il partito arriva in modo unitario, un valore aggiunto, sottolinea il senatore Maurizio Gasparri. Abbiamo aggregato forze, abbiamo riportato all'interno di questa famiglia realtà territoriali, amministratori, protagonisti della politica. Forza Italia oggi è decisiva per l'affermazione del centrodestra. E continua a far discutere l'addio alla Lega dell'ex capogruppo del Carroccio in Regione Alberto Villanova dopo l'annuncio in diretta a Ring martedì sera. 6 mesi di amarezze e silenzi, l'accusa principale al governatore del Veneto Stefani, che ha detto Villanova nei 6 mesi successivi al voto non si è mai fatto sentire con lui dopo essere rimasto fuori dal Consiglio regionale. Ieri mattina, proprio Stefani ha voluto commentare il mancato tesseramento dell'ex esponente leghista. Mi dispiace ovviamente, però io in questi 6 mesi ero concentrato a rispondere ai cittadini. Io sono un presidente di regione, devo prima rispondere ai cittadini del Veneto, poi posso rispondere agli ex consiglieri regionali. Su questo credo sia normale e doveroso che i cittadini del Veneto abbiano la priorità. E l'avvicinarsi alle amministrative a Castelfranco, in piazza Giorgione, le associazioni di categoria hanno incontrato i candidati sindaco, presentate le richieste per il futuro economico della città. Noi ci presentiamo per la prima volta come 3 associazioni uniti, siamo una forte rappresentanza del tessuto economico territoriale. Chiediamo al Comune di usare le nostre competenze, le nostre esperienze, tutta la nostra compagine che è ricca di esperienze, di persone che lavorano e conoscono bene la città. Confartigianato Imprese, CNA e Confcommercio Castelfranco Veneto faccia a faccia con 3 dei 5 candidati sindaco della città. Luca Pozzobon, sostenuto dal centrodestra, Maria Ghimenton per la coalizione di centrosinistra e Daniele Manente, sostenuto dalle liste Avanti Castelfranco, Cambiamo Castelfranco e Punto d'incontro. Assenti invece Paolo Ceschini e Diego Giovine. In una piazza Giorgione gremita, le associazioni di categoria a pochi giorni dal voto mettono sul tavolo le richieste per il futuro economico della città. Chiediamo alla nuova amministrazione la possibilità di mettere a terra un tavolo di confronto duraturo per una programmazione attiva. Tra le priorità anche quella di una visione di area vasta con collegamenti non solo all'interno di Castelfranco ma estesi all'intero territorio. Chiediamo soprattutto di poter allargare i confini di Castelfranco alla Castellana. Per noi è molto importante questo termine, che non è una declinazione linguistica ma è una zona estesa dove tutte le attività si intrecciano. Uno sguardo poi ai giovani. Stiamo portando avanti un'attività di informazione, dare informazioni ai ragazzi delle medie, e stiamo portando avanti un discorso sull'apprendistato duale, perché crediamo che i giovani assolutamente sono il futuro e il futuro delle aziende dipende assolutamente dai giovani. Dal mondo del commercio la richiesta di mettere al centro i negozi di vicinato, le realtà dei centri storici. Questo è un tema scottante, urgente, gli operatori necessitano un intervento immediato, quindi deve essere una cosa urgente da prendere in mano e da programmare nell'immediato. Non accenna a placarsi la bagarre scoppiata dopo la gita a Trieste dei bambini della scuola di Marostica sulla rotta balcanica. Saranno gli ispettori del Ministero a passare a setaccio tutta la documentazione. La bufera scoppiata sulla scuola di Marostica Arpalice Cumanpertile dopo la vicenda della gita a Trieste non accenna a placarsi, anzi sul fronte politico si moltiplicano le dichiarazioni sia da una parte che dall'altra di chi è contro e di chi invece è a favore. Poi c'è l'opinione pubblica e anche in questo caso le posizioni sono nettamente divise tra chi sostiene l'operato delle maestre e di chi invece condanna duramente il progetto che ha visto 2 classi quinte portare un pasto ai migranti della rotta balcanica, considerando l'età dei bambini.
Dal canto suo il dirigente, il professor Gianluca Garlini, con una circolare interna, ha chiarito i termini del progetto che rientra nel campo dell'educazione civica. Nell'istituto scolastico di Marostica è atteso l'arrivo degli ispettori del Ministero che passeranno al setaccio tutti i documenti relativi all'organizzazione della trasferta a Trieste, compresi i passaggi di approvazione della gita e soprattutto dell'esperienza fatta dai bambini accompagnati all'interno della zona rossa, un'area non sicura e teatro spesso di episodi violenti, come sottolineato dall'ex questore di Vicenza, ora prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi. Nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate. Tantissimi messaggi che sono arrivati alla nostra redazione anche da parte di voi telespettatori, e intanto la bagarre non accenna a placarsi. L'Università Ca' Foscari di Venezia ha eletto ieri Marco Sgarbi come 24esimo rettore al termine della quarta giornata di votazione. Nato a Mantova, a 43 anni, è il più giovane ad assumere la carica nell'Ateneo veneziano. Sgarbi è stato eletto con 434 voti contro i 303 ottenuti da Giacomo Pasini al ballottaggio. Succede alla rettrice in carica Tiziana Lippiello. A partire dal 1° ottobre guiderà l'Ateneo per il sessennio 2026-2032. Allora sentiamo le parole del nuovo rettore. Desidero ringraziare tutte le elettrici e tutti gli elettori e tutti quelli che hanno seguito il mio percorso. Da oggi il mio impegno sarà totale per la comunità cafoscarina. Non voglio un'università che insegue il futuro, ma un'università che è capace di costruirlo, di immaginarlo. Non sarà sempre facile, avremo delle grandi sfide davanti a noi, ma proprio queste grandi sfide daranno un senso al nostro impegno e al nostro lavoro. Queste sfide saranno vinte se riusciremo a camminare insieme lungo questo percorso, a essere uniti come comunità. Voglio un'università fondata sulle persone, radicata nel territorio e aperta al mondo, e soprattutto un'università che vuole valorizzare le giovani generazioni, vuole formarle e vuole nutrire e coltivare i talenti. E noi siamo in chiusura, termina questa nostra prima edizione. Ringrazio in regia Tony Esposito e Marco Galiazzo. Io ora vi lascio come di consueto alla sigla, a seguire ci saranno le previsioni del tempo, poi Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e alle 15:45 il film dalle 5 alle 7, 2 ore per l'amore. Grazie ancora per averci seguito e buon pomeriggio.